Cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo, a richiesta di alcuni miei iscritti nel canale YouTube, come aiutare una vendita di un oggetto che potrebbe essere una macchina, una casa o quant'altro, e cercare di aiutare in modo radionico, con qualche accorgimento magico, esoterico, la vendita di questi oggetti. Ma prima di tutto il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera sapete che il Degara Marietto Veneziano coordinati a Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, il link li trovate sotto qui in descrizione. Eventualmente, se volete lasciare anche un commento o un super like, il vostro Marietto contento. Vi ricordo anche che da quando ho 1000 iscritti ho la possibilità di avere la community e quindi di conseguenza metto anche circuiti scaricabili e utilizzabili gratuitamente anche nella community. Bene, prima di iniziare questo percorso, piccolo trattato magico radionico, il vostro Marietto Veneziano vi consiglia però di andare a vedere, se non lo sapete già fare, Cerchio di Fuoco e l'Ovetto Colorato e una meditazione sulla stella di Davide, proprio per iniziare a proteggersi da queste operazioni magiche che chiaramente non sono pericolose, ma una protezione non guasta mai. E poi fissate per qualche minuto la croce cosmica, che è uno dei più potenti simboli protettivi che possa esistere a livello vibrazionale. Bene, fatto questo, passiamo subito all'opera. Prima di tutto sapete sempre che il vostro Marietto Veneziano vi chiede di usare il quadrante radiostesico per la valutazione, per vedere se questa operazione farà il caso, ad esempio per vendere una casa, vendere una macchina, vendere una moto, vendere qualcosa di importante che richiede impegno e PR, pubbliche relazioni. Mettete qui il testimone dell'oggetto che volete vendere e chiedete se è questo il metodo migliore, e il pendolino vedete che ci dice di sì. Bene, fatto questo qui, passeremo subito all'opera. Questa è un'operazione radionico-magico molto semplice. Vedete, questo circuito l'ho già consigliato da usare anche per avvicinare delle persone, ma si può utilizzare anche per altre operazioni magiche. La prima cosa che voi dovete fare è inizializzare le candele. Le candele vengono vitalizzate, ho fatto una pillola, anzi ne fate più di uno, come vitalizzare le candele. Bisogna incidere 3 volte il nome e poi l'operazione che si vuole fare, ad esempio vendere casa o vendere auto, e poi se si vuole vendere bisogna ad esempio ungere con olio d'oliva da sotto a sopra per allontanare, quindi vendere. Chiaramente bisogna metterne 4 nei vari punti qua, vedete, così o così, si accendono 4, ma prima vediamo. Questo è per vitalizzare. Comunque vi consiglio di andare a vedere la pillola per come vitalizzare le candele. Poi bisogna scrivere su un foglietto di carta con un pennarello blu il proprio intento. Ad esempio, voglio vendere, Pippo Pluto vuole vendere la macchina a franchi e via dicendo, o la casa a franchi, o l'appartamento a franchi, o quello insomma che voi volete, a euro e roba del genere, e scrivete questo foglietto e lo mettete qui. Mettete le 4 candele vitalizzate, inizializzate, e dovete fare questa operazione praticamente in luna, se volete mandare via, cioè vendere, creare commercio, dovete farla in luna crescente, quindi ogni partenza di luna crescente, fate questa operazione per almeno 9 volte, cioè 9 lunazioni. Quando mettete il foglietto qui, prima di accendere le candele, posizionale, prendete il pendolino e chiaramente vitalizzate, unite insieme a questo bellissimo circuito radionico che col decagono vitalizza il fiore della vita e l'albero sefirotico, danno le vibrazioni più potenti che si possa esistere. Quindi mettete il vostro foglietto, dopo usate il pendolino per unire, vitalizzare, assemblare, mettete le 4 candele, 4 devono essere, tutte vitalizzate, e le lasciate praticamente tutto il tempo in cui esse si consumano, così che sulla piastra eterica della luna voi lasciate il vostro messaggio che volete vendere quell'oggetto nel miglior tempo possibile e nel miglior prezzo. È un rito operativo magico che si fa in questo caso per
in un certo senso non avvicinare, cioè se voi volete avvicinare il denaro chiaramente per venderlo fate in luna crescente, nel senso, e quindi però chiaramente volete allontanare l'appartamento, la casa e ricevere chiaramente materia in solide, quindi si fa in luna crescente. Quindi scrivete, vi ricordo, su un foglietto di carta il foglio lo tenete per l'operazione, dopo le candele invece le seppellite vicino a un bel albero sottoterra, e le candele devono essere sempre nuove, mi raccomando, devono essere sempre inizializzate, perché così la forza eterica del vostro messaggio si fa imprimere sulla lastra eterica della luna. Questo deve essere fatto per almeno 9 lunazioni, cioè 9 mesi. Chiaramente se si parla di un oggetto importante e magari riuscite anche a venderlo magari prima, ma comunque il minimo è 9 proprio per creare questo messaggio importante sulla luna. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano è finito, vi ringrazio di avermi seguito fino qui, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Delegare Marietto Veneziano e venirci a trovare nei nostri gruppi social, qui sotto ci sono in descrizione lì. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!